Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fevere, con fevere. Alessandra, buongiorno, a te la linea. Vado al massimo ed ancora è sempre l'indomito Vasco Rossi e noi in pista con Pop Economia Rumore, martedì 16 dicembre. Io sono Alessandra Mori, benvenute care amiche e amici di Radio Libertà Pop Economia Rumore. E a proposito di Massimo e di Massimi, sì, un rialzo è nel maxi emendamento che il ministro Giorgetti presenta alla manovra. 3,5 miliardi in più per le imprese, mentre buona nuova finalmente era ora per l'inflazione che frena a novembre all'11% da inizio anno. E intanto si accende il dibattito sulla misura più discussa del decreto energia, quel pressing sui bond di Cassa Depositi e Prestiti per tagliare, indovinate un po', i prezzi delle bollette. E tra poco, a proposito di energia, avremo un giovane imprenditore, manager di successo che ci racconterà come è riuscito ad innovare nel campo dell'innovazione. State con noi, Rumore 16:30. E good news, good dulcis in fundo, cari amici, super mega premio per la cucina italiana, riconosciuta patrimonio UNESCO. E allora do un ben ritrovato al senatore Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato e responsabile Dipartimento Lega per il Turismo. Senatore Centinaio, in linea, come sta? Bene, molto bene. Bene, Voi? è contento di questo Noi benissimo, dopo questo riconoscimento io personalmente ho fatto un bel pranzo brindando al Made in Italy. Lei? Anch'io, come al solito, ormai io sono monotono sotto questo punto di vista, però l'Italia ha talmente tanti di quei prodotti agroalimentari e soprattutto tanti di quei piatti della cucina italiana, tutti diversi, che alla fine non ti annoi mai, e quindi c'è un riconoscimento importante per tutti, non è solamente per il governo, questa è una cosa importante da ricordare. Per tutti. Allora, vale 707 miliardi di euro, diamo un po' anche qualche dato economico che tanto ci piace, traina export e turismo e sostiene, mi corregga lei, 4 milioni di posti di lavoro. La cucina italiana, eppure stavo leggendo una curiosità, ma la diamo lo stesso, c'è chi dice no, c'è chi osa dire no. Dal Times arriva una voce critica, ha sentito un giornalista che dice ma era talmente prevedibile tutto questo, ma non è assolutamente un riconoscimento che l'Italia merita, anche perché lui dice i ristoranti sono cari, il cibo è pessimo. Vale la pena rispondere, lei che dice? Ma io la cosa che rispondo, senza voler creare un problema a livello internazionale, è che i miei amici inglesi, non gli italiani che abitano a Londra, i miei amici inglesi mi dicono che loro per mangiare bene vanno nei ristoranti italiani a Londra, quindi immaginatevi quando vengono in Italia. Quindi la risposta è semplicemente: vieni in Italia, lo invito, pubblicamente lo invito in Italia, lo porto a mangiare in una buona trattoria o anche semplicemente a casa da mia mamma che fa i pizzoccheri alla valtellinese. Visto che mia mamma è originaria della Valtellina, li fa molto buoni, gli faremo capire che cosa vuol dire la cucina italiana. Pizzoccheri al Times, benissimo, allora facciamogli capitare questo invito. E allora, senatore Centinaio, maxi emendamento, una parolona, andiamo al massimo, oggi abbiamo cominciato con Vasco Rossi, per le imprese, quelle imprese che noi, lo diciamo sempre qui in questa trasmissione, ogni martedì, hanno difficoltà a reperire, come ci spiega anche il nostro economista di riferimento Marcello Guartieri, quei capitali di lungo periodo per crescere ed aggiornare anche la propria governance, no? Quelle imprese che fanno fatica tutti i giorni. Ecco, queste imprese con il maxi emendamento che ha un rialzo notevole possono tirare un sospiro di sollievo. Ci spieghi lei tecnicamente quello che succede?
Ma succede che le imprese che avevano fatto richiesta per avere la transizione 4.0, da tutti indicata come una panacea per quanto riguarda gli investimenti a medio e lungo termine, potranno ricevere una risposta. C'erano delle aziende che erano rimaste fuori da questo provvedimento. Grazie al governo, grazie a Giorgetti, grazie a Giancarlo Giorgetti, siamo riusciti a mettere sul tavolo 1,3 miliardi più o meno per dare una risposta a queste imprese, e poi prolunghiamo da 2 a 3 anni la transizione 5.0. La transizione 5.0 è importante perché garantisce meno burocrazia alle imprese, garantisce più stabilità, e quindi in una legge di bilancio da tutti criticata, da tutti ritenuta un po' povera di contenuti, ma soprattutto anche con solo 18 miliardi da spendere, qui noi stiamo dando una risposta alle imprese italiane che hanno investito, che stanno investendo o che vorranno investire, quindi questa è una risposta importantissima, e sfido chiunque a dire che questo provvedimento è un provvedimento sbagliato, o vorrò vedere i colleghi in Senato votare contro a dare più soldi alle imprese e togliere la burocrazia. Questo è importantissimo. Ecco, c'è una buona notizia anche per la ZES. Ci può spiegare che cos'è? Imposta nella ZES unica, leggo qui proprio in questo minuto, battuta dalle agenzie, per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Lei è stato, lo ricordo, ministro anche per l'agricoltura. Sì, anche in questo caso diamo la possibilità alle imprese della pesca, ma soprattutto dell'acquacultura. Quindi l'Italia è un paese dove il prodotto di acquacultura è importantissimo e di altissima qualità. Il problema è che non riusciamo a dare una risposta alla richiesta del mercato italiano, produciamo meno di quello che il mercato italiano sta chiedendo, e di conseguenza la risposta, la domanda che ci avevano fatto le imprese di acquacultura era stata meno burocrazia, più fondi, degli aiuti, più una semplificazione. Ecco. Anche qua gli si sta dando una risposta, a chi vuole investire in Italia, perché fino a poco tempo fa chi voleva investire bene andava o in Grecia o in Turchia. Ecco, le coste italiane sono di altissimo livello per quanto riguarda la qualità del mare, e sicuramente non inferiori rispetto a Turchia e Grecia, ma veramente produciamo meno della metà rispetto a loro. Da adesso, dall'anno prossimo, si potrà dare risposta anche in questo settore. Io sono molto contento anche su questa risposta. Ecco, il cibo, l'ho appena detto, traina il turismo, traina l'export, e il turismo, lei me lo insegna, è la nostra madreperla. Ma com'è questa storia della Fontana di Trevi? Sono stata giorni fa, che sarà a pagamento la Fontana di Trevi, la conosciamo tutti, è una maestà, è proprio in mezzo a Roma. Da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto di 2 euro per vederla. Ma il turismo, senatore Centinaio, non è per tutti? Ma il turismo è per tutti, il turismo dovrebbe essere gratis, soprattutto quando parliamo di luoghi pubblici. Qui non stiamo parlando di un museo. Se stessimo parlando di un museo, di una chiesa, comunque di un luogo privato, di un'area archeologica, ovvio ci sta il fatto di chiedere un biglietto di ingresso. Ma noi stiamo parlando di una piazza, di una via. Chi conosce dove è posizionata Fontana di Trevi sa benissimo di cosa stiamo parlando. Allora, partiamo da un presupposto, che non possiamo pensare di far pagare tutto ai turisti che vengono in Italia, perché il mondo è grande e quindi i turisti possono cominciare a pensare di andare altrove. L'altra cosa è una domanda che io faccio al sindaco Gualtieri, che è un uomo pro Europa a 360 gradi. L'Europa è nata per la libera circolazione delle merci e delle persone. Nel momento in cui io impongo il pagamento, il pedaggio in una strada o in una via di una città italiana, ma quindi europea, io sto impedendo la libera circolazione in quella piazza. Quindi viene meno che cosa? Viene meno l'idea di un'Europa dove c'è una libera circolazione. Quindi la domanda che faccio a Gualtieri è: Piazza di Fontana di Trevi è uscita dall'Europa? Perché la considerazione è: ci ha provato già il sindaco di Venezia a mettere una tassa per pagare, sono stati fatti dei ricorsi alla Corte di Giustizia europei e stiamo aspettando la risposta. Se l'Italia dovesse essere obbligata a pagare un'infrazione perché facciamo pagare i cittadini europei che girano sul nostro territorio nazionale, poi li pagano il sindaco Gualtieri e il sindaco di Venezia, non li voglio pagare io assolutamente con le mie tasse.
E non ha nulla a che fare con l'overtourism, che può essere sicuramente un problema per la nostra Italia, no? Questo problema qui della Fontana di Trevi, intendo. Allora, anche qui il problema dell'overtourism è un problema che noi possiamo tranquillamente risolvere, basta ammettere a fare gli assessori al turismo persone che di turismo ci capiscono. E mi spiego meglio. È ovvio che se noi ai turisti stranieri raccontiamo che l'Italia è fatta solo dalla Fontana di Trevi, dal Colosseo, da Venezia, dalla Madunina di Milano o dalle Cinque Terre, è ovvio che questi turisti dove andranno? Andranno solo dove noi gli facciamo vedere che bisogna andare. Io penso al Veneto. Il Veneto è una realtà, è una terra stupenda, è una realtà che ha dei posti da vedere bellissimi, patrimoni dell'UNESCO, penso a Conegliano Valdobbiadene, penso alle ville venete, penso a Treviso, che è una città stupenda. È ovvio che se noi pubblicizziamo solo Venezia, le Dolomiti e Verona, i turisti stranieri andranno a Venezia, le Dolomiti e a Verona. Se noi a Roma pubblicizziamo solo Fontana di Trevi e Colosseo e non pubblicizziamo le decine di centinaia di musei, aree archeologiche, chiese che ci sono a Roma e che sono vuote, è ovvio che i turisti, e sono bellissime da vedere, è ovvio che i turisti andranno solo a vedere Fontana di Trevi. Cominciamo a comunicare e a far vedere altro. I turisti si spostano automaticamente, non c'è bisogno di far pagare per evitare che la gente diciamo, riempia determinate piazze o vada solamente davanti a determinati musei. L'hanno fatto anche in altre aree del mondo. L'Italia invece è limitata sempre ai soliti 4 posti ed è ovvio che i turisti andranno sempre nei soliti 4 posti. E invece sono molti di più i posti da vedere a Roma e in tutta Italia. Allora c'è anche un'altra, oggi andiamo a tutta energia, siamo molto pieni di energia perché tutta la nostra puntata è sull'energia, tra poco avremo anche un giovane imprenditore che ci racconterà di innovazione e a proposito c'è un altro capitolo, leggo qui che stanno ribattendo le agenzie Mercosur, via libera, leggo qui del Parlamento UE alle clausole di salvaguardia, cioè regole più stringenti a tutela degli agricoltori europei. Ma c'è un'altra notizia ribattuta subito, dice Meloni dice no, c'è chi dice no, la nostra premier, e salta la firma di von der Leyen, cioè com'è questa storia? Poi ricordiamo anche a beneficio di chi ci ascolta che cos'è il Mercosur, quell'organizzazione economica regionale sudamericana con sede a Montevideo. Ce la spiega meglio questa questione che magari ai più non è nota? Ma il Mercosur, praticamente l'accordo con il Mercosur è un accordo economico che prevede delle agevolazioni e diciamo, l'abbattimento di determinati dazi su la possibilità di commercializzare meglio tra l'Europa e questi paesi del Sud America. Ovvio che se dal punto di vista delle nuove tecnologie, della metalmeccanica, di tutti gli altri settori, la cosa potrebbe essere interessante, quella che viene meno è quella dell'agricoltura, ma per un motivo molto semplice. L'Europa sta massacrando, ve lo dico evidenziandola questa parola, in grassetto ed evidenziata, sta massacrando i nostri agricoltori, non solamente italiani, ma gli agricoltori europei, con tutta una serie di limitazioni, di burocrazia, di mancanza della possibilità di poter far valere quella che è la qualità del prodotto europeo e contemporaneamente cosa sta facendo? Sta agevolando l'ingresso in Europa di prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo. È ovvio che se io massacro gli agricoltori italiani ed europei e permetto agli agricoltori sudamericani di importare in Europa prodotti che vengono allevati, coltivati e pescati secondo tecniche che in Italia e in Europa non esistono più da decenni, utilizzando prodotti anche fitosanitari, prodotti chimici che da noi non esistono più, utilizzando una manodopera che non ha, le tutele che può avere quella italiana o quella europea. È logico che il prodotto italiano costerà ed europeo costerà 10 volte tanto rispetto a quello che arriva dall'altra parte del mondo. La carne europea costerà molto di più rispetto a quella argentina o a quella brasiliana. Ma come vengono nutriti gli animali in Argentina e in Brasile? Come vengono coltivati determinati prodotti? Quindi se non c'è la famosa parola della reciprocità, se non si fa sì che gli agricoltori del Sud America abbiano le stesse limitazioni di quelli italiani e europei, va a finire che noi saremo semplicemente un continente che comprerà prodotti dall'altra parte del mondo, ma non sarà più conveniente produrre da noi.
Quindi fa bene la Meloni a dire di no, perché noi come Lega abbiamo come andrà a sempre finire? detto Ora che la Meloni si è opposta a tutto questo, come andrà a finire? Lei cosa prevede? Ma io spero che la von der Leyen ascolti non solo la Meloni, perché c'è la Meloni, ma ci sono anche premier di altri paesi europei che comunque la pensano come noi. Io parlo con colleghi di altri paesi europei che si occupano di agricoltura e tutti hanno la stessa idea che abbiamo noi, ma pensate ai francesi, pensate agli irlandesi. Gli irlandesi basano la loro economia agricola sulla carne, che verrà massacrata totalmente dalla carne del Sud America, ma pensiamo il vino, pensiamo ai cereali, pensiamo veramente alla frutta e alla verdura. Ci sono una serie di prodotti che verranno distrutti. Gli spagnoli sono più spaventati di noi rispetto a questo provvedimento. Quindi se come Europa riusciamo a fare asse, convince la von der Leyen che non bastano quei 4 soldini che vuol mettere a disposizione dei nostri agricoltori, ma serve qualcosa di più concreto, secondo me ce la possiamo fare a bloccare questo ennesimo scempio. Ci hanno già provato in più di un'occasione, guardate, se ne parlava già quando io ero ministro nel 2018-2019, siamo nel 2025, vuol dire che sono passati 7 anni, in 7 anni siamo riusciti a fermare uno scempio, bisogna veramente bloccarlo a 360 gradi. Torniamo in Italia, senatore Centinaio. C'è una questione che fa rumore, della quale si parla proprio in queste ore. La questione sull'imam di Torino, parliamo di sicurezza, espulso dal Viminale. E sì, è accaduto così, lo ricordo, è esplosa questa polemica sul caso di Mohamed Shahin, questo imam di Torino che è stato destinatario prima di un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Piantedosi e poi è stato liberato dalla Corte di Appello. E Giorgia Meloni molto arrabbiata dice: qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se un'iniziativa che va in questa direzione poi viene annullata dai giudici? Che ne pensa? Ma che ormai c'è una diatriba tra la politica e la magistratura che ormai è sotto gli occhi di tutti, non è solamente questo è un caso eclatante, ma quotidianamente ci sono problemi dove i giudici poi fondamentalmente fanno quello che vogliono. Noi ci troviamo ormai giudici che non applicano le leggi, le interpretano secondo come si svegliano alla mattina, e questa è la cosa peggiore. Io ho sentito interviste a determinati giudici che si dichiarano obiettori di coscienza nei confronti di leggi che non ritengono consone al loro modo di vivere, al loro modo di pensare. Se vuoi fare ma lei non intravede un pericolo in tutto questo? Non c'è una spaccatura troppo forte, troppo lacerante, come diceva lei, tra politica e magistratura? Ma assolutamente sì, ma io sono convinto che se un magistrato vuole cambiare le leggi deve candidarsi, vedere se almeno i parenti lo votano, venire in Parlamento e cambiare le leggi. Non puoi cambiare le leggi facendo il magistrato. Il magistrato deve fare, cioè le leggi devono essere fatte da chi? Dalla politica, dal Parlamento. Ci sono 3 poteri dello Stato: potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario. Guardate, l'ho studiato in educazione civica, l'ho fatto studiare in educazione civica a mio figlio che ha 10 anni proprio settimana scorsa, e mio figlio che ha 10 anni l'ha capito. Non capisco perché ci sono dei magistrati che non l'hanno ancora capito, o sono in malafede o c'è dei problemi nell'assunzione di determinate persone. Ecco, per la riforma della giustizia è chiara la posizione, molto chiara la sua posizione. Che cosa dobbiamo aspettarci? Perché insomma, ecco, anche qui un'agenzia Forza Italia, Camera Giustizia Costa Gratteri convoca la stampa. Ma io penso che la riforma della giustizia non può... A proposito dei magistrati, ecco, non li leggevo la proprio riforma della che giustizia non può iniziare e finire con questa riforma costituzionale. Se c'è qualcuno che pensa che questa riforma costituzionale sia diciamo l'unico atto che deve essere fatto per riformare la giustizia, forse non ha capito niente. La Costituzione che cos'è? La Costituzione è l'atto fondante del nostro paese, il vivere insieme, diciamo è l'ABC, ecco, no? Di come si deve vivere in Italia, ma è ovvio che da lì poi bisogna fare tutta una serie di operazioni per far sì che ci sia una magistratura più snella e sicuramente una magistratura più efficace, efficiente e, posso permettermi di dirlo, meno di parte, perché continuo a pensare che non può essere che un magistrato si sveglia la mattina e decida in base a come si sveglia se applicare una legge o no.
Mi sembra tutto molto chiaro. Allora il tempo corre quando si parla di economia e poi non ne parliamo quando si parla di temi dirimenti come la giustizia e bollenti. Noi continuiamo a tutta energia. Io la ringrazio, la saluto e ovviamente l'aspetto presto quando vorrà. 16:20 abbiamo terminato la nostra conversazione con il senatore Centinaio. Grazie. Grazie a voi e auguri a tutti. Grazie, auguri per Natale, auguri, buon Natale, a presto. Grazie. E allora andiamo fortissimi a tutta energia, aspettando il nostro economista di riferimento, col quale parleremo anche di energia, il professor Marcello Gualtieri. Intanto diamo un piccolo stacchetto musicale e andiamo al massimo, no? Non è così, Natalia? Voglio proprio vedere, voglio proprio vedere come va a finire. Voglio vedere come va a finire, andando al massimo senza frenare. Voglio vedere se davvero poi si va a finire male. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie cara Natalia, dagli su in regia, io qui da Roma. E allora abbiamo il nostro economista di riferimento, quello di fiducia, il nostro caro professor Marcello Gualtieri. Prof, come sta? Buonasera, molto bene, grazie dell'invito. Tutto molto bene, grazie. Un po' di positività, meno male professore che c'è lei, che insomma ci dà un po' di sole, un sole che qui a Roma va e viene, ma insomma l'inverno è freddo, ma l'energia noi ce l'abbiamo tutta. E lei come sta messo a livello di energia? Perché qui lei ha scritto un pezzo giorni fa che mi è piaciuto particolarmente su Italia Oggi, dove dice sostanzialmente questo. Beh sì, si parla di manovra, ne abbiamo parlato molte volte con lei, ne abbiamo parlato proprio poco fa con il senatore Centinaio, ma basta con questo rito bizantino. Pensiamo al sistema produttivo del paese, pensiamo a quel che noi poi parliamo sempre qui con lei, con i nostri ospiti, a quel che ci sta più a cuore, cioè le piccole e medie imprese. E lei dice così, io riassumo e poi lei mi dà la chiave. Basta dire che piccolo è bello, perché le piccole e medie imprese, le piccole e micro imprese, hanno trainato sì lo sviluppo negli anni del miracolo economico, ma oggi sono totalmente inadeguate a cavalcare il processo tecnologico, lo subiscono e ne restano schiacciati. Per questo bisogna fare presto e bisogna mettere nuovo sale, cioè bisogna cercare di rinfoltire reperendo capitali di lungo periodo per crescere ed aggiornare la propria governance, quella delle piccole e medie imprese. Professore, ho riassunto, adesso a lei. Alessandra, sei stata chiarissima. Il modello della micro e mini impresa che ha fatto la fortuna dell'Italia negli anni del boom economico è ormai qualche decennio che è superato, e in particolar modo negli ultimi anni non è riuscito a tenere il passo con i mutamenti tecnologici, con il progresso tecnologico, così che abbiamo perso sicuramente la prima rivoluzione informatica, quello dei personal computer e dei primi software evoluti, e non possiamo permetterci il lusso di perdere anche la seconda rivoluzione informatica, quello dell'intelligenza artificiale. Questo richiede sicuramente dell'economia di scala da parte delle imprese, quindi non è pensabile, faccio un esempio banale, che una mini o micro impresa possa sviluppare un proprio sistema di intelligenza artificiale per rendere più efficienti alcuni processi ripetitivi. Facciamo un esempio molto banale, che sono quelli che possono essere svolti facilmente dall'intelligenza artificiale, e quindi finisce per subire la concorrenza di chi invece ha le dimensioni per poter sviluppare un proprio sistema di intelligenza artificiale. Per cambiare cosa occorre? Occorrono fondamentalmente due cose. Ci vuole un mercato dei capitali efficienti, un vero mercato borsistico, dove abbiamo investitori di lungo termine, cioè non investitori mordi e fuggi che stanno qualche mese, qualche anno, poi fanno il loro
giusto guadagno, non meritato guadagno e vanno via, come sono per esempio i fondi di private equity. Abbiamo bisogno di investitori di lungo periodo che può garantire soltanto il mercato borsistico, che purtroppo in Italia langue terribilmente. Cosicché noi abbiamo una massa enorme di risparmio che giace sui conti correnti e viene affidato alle mani di gestori che per lo più non brillano purtroppo per trasparenza ed efficienza, e le lasciamo il nostro sistema produttivo privo di capitali per poter ampliare le proprie dimensioni e crescere. Ampliando le proprie dimensioni attraverso il mercato borsistico si devono anche adeguare le regole della governance, perché purtroppo le micro e mini imprese spesso muoiono assieme al fondatore. Non c'è una continuità, e questo è devastante. Abbiamo per il sistema produttivo del paese. 3 minuti pieni di energia e le dico quindi, scusami, completo, quindi i passaggi sono un mercato borsistico efficiente per patrimonializzare le mini e micro imprese, liberarle dal gioco del credito bancario, perché adesso sono dipendenti dal credito bancario pressoché totalmente, e liberarle anche dal gioco energetico. E cioè noi siamo costretti a comprare. È qui che volevo arrivare, perché il gioco energetico è un gioco che noi subiamo e che ci fa molto molto male. Lei dice qualunque sia la combinazione, l'obiettivo deve essere quello di proprio completamente azzerare questa dipendenza dell'Italia dai mercati esteri. Lo abbiamo detto miliardi di volte, ma non basta mai, lo ripetiamo. E perché le imprese, professore, noi abbiamo tanta energia da dare, da vendere, per informare, ma le imprese sono sempre più a corto di energia, o non è così? No, è assolutamente così. Bisogna assolutamente che l'Italia sia autosufficiente da un punto di vista energetico. La politica sceglie il mix, se fare il nucleare, l'eolico, il fotovoltaico, qualunque cosa sia, ma deve essere assolutamente autosufficiente. Questo riduce il costo della bolletta, riduce la dipendenza dai mercati stranieri, non solo economica ma anche geopolitica, come abbiamo visto nelle crisi degli ultimi mesi, e questa è una situazione che in Italia si protrae da oltre 40 anni, cioè si protrae dal primo shock petrolifero che data all'inizio degli anni 70. Da allora tutto il mondo fu sorpreso dallo shock petrolifero e si scoprì dipendente dal petrolio dell'OPEC. Oggi sono rimasti in pochi ad essere dipendenti solo da materie prime energetiche che si acquistano dagli altri. Uno dei pochi purtroppo è il nostro paese. Abbiamo detto di no al nucleare per 2 volte con 2 referendum, abbiamo detto di no alla trivellazione nell'Adriatico per trovare il gas, abbiamo detto di no, mettiamo un impianto eolico, no, non va bene perché rovina il paesaggio, veramente la politica scelga qual è il mix delle fonti energetiche, ma è fondamentale essere autosufficienti da un punto di vista energetico, altrimenti non c'è futuro industriale per il paese. Ecco, professore, debito ne abbiamo? Io glielo chiedo sempre, una chiosa finale. Sì, chiosa finale, devo dire che purtroppo abbiamo sfondato il tetto dei 3.100 miliardi, qualche ora fa, abbiamo sfondato il tetto dei 3.100 miliardi e quindi adesso il debito è 3.100 miliardi, 400 milioni e rotti. Purtroppo il contatore continua a girare. Tradotto in 2 battute, in 2 righe? Basta fare diviso 59 milioni di abitanti, che sono gli italiani. Sto tremando, professore, sto tremando. Sì, no, sono cifre pazzesche, ma vorrei concludere. Il vero problema è come si spendono questi soldi del debito pubblico. Come si spendono? Perché si spende tanto e bisogna spendere bene. Bisogna spendere bene, su queste parole io mi fermo, l'aspetto anche per poco la puntata di martedì prossimo, perché poi ci daremo gli auguri di Natale, ci tengo molto, lei è una presenza molto importante qui da me e la saluto per ora e ci vediamo presto. Grazie professore. Grazie, saluti a tutti, buona serata. Buona serata. Rimanete con noi, tra poco andiamo Il Rumore, una grande storia, una bella storia tutta italiana. Siate con noi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Alessandra, di nuovo a te la linea. Grazie cara Natalia, i migliori anni della nostra vita, uno splendido, meraviglioso brano di Renato Zero, ma sono davvero i migliori anni della nostra vita, questi che stiamo cavalcando? E allora siamo il rumore. Rumore per fare impresa, per avere successo e mettere a terra visione imprenditoriale, creando innovazione sempre a beneficio di famiglie, aziende e consumatori, ci vuole molta energia. Quell'energia che perdiamo ogni giorno con il salasso delle bollette, punto chiave nel decreto taglia bollette, lo abbiamo detto poco fa con il senatore Centinaio, e ricordo che il presidente di Confindustria Orsini ha fatto un appello giorni fa e ha detto fate presto perché sarebbero previsti in questo decreto risparmi per quasi 30 famiglie, per famiglie e imprese, insomma quella energia che governa ormai nel bene e nel male le nostre vite. Ed oggi andiamo a tutta energia con un giovane manager che sta facendo molto rumore, un osatore lo definirei, una storia di successo tutta made in Italy che ci piace raccontare. So che in linea, lui si chiama Savino Novelli ed è founder e CEO di Master Group, una rete, leggo qui sul suo sito, distributiva, la rete distributiva per eccellenza, così come è scritto, ed è annoverato tra i top 100 manager Forbes, da Forbes, che è la Bibbia, diciamo così, la rivista più celebre, la Bibbia sui grandi fuoriclasse, no, dell'economia, presidente anche di Millionaire, una rivista di business che si rivolge ai giovani aspiranti, figure professionali che cercano percorsi, di intraprendere percorsi manageriali, e da pochi giorni Dulcis in Fundo, Cavaliere della Repubblica. Beh, insomma, tutte queste credential mi hanno indotto a chiamarlo e intervistarlo. Savino Novelli, è in linea? Sono qui Alessandra, buonasera a tutti. Buonasera Savino Novelli, innanzitutto come sta? Come si sente oggi? È molto energico perché la nostra puntata è piena di energia, vediamo un po' se lei può dare quella scossa finale. Assolutamente sì, molto bene, anzi ha messo un brano prima del mio ingresso bellissimo che è tra l'altro i migliori anni della nostra vita, poi è un brano che per me dice tanto e questi sono per me assolutamente i migliori anni e spero che anche per chi ci sta ascoltando saranno volevo anche proprio per loro i chiederlo, migliori anni. è proprio l'anno migliore questo per lei? Cosa si aspetta dal futuro anche dal punto di vista soprattutto energetico? E poi andiamo alla sua storia, che è una storia molto particolare. Guardi, dal punto di vista dell'augurio, mi auguro che ogni anno sarà sempre quello più bello, quindi questo credo che sia proprio un modo di interpretare la vita, perché so che la vita ci può sempre riservare qualcosa di ancora più bello e puntare, aspirare sempre a quella felicità in più possa
in qualche modo poter fare la differenza per il nostro benessere. Quindi sì, c'è sempre un modo di poter vedere bene il futuro, ma anche oggi vivere nel presente mi consente di poter anche in questo caso essere assolutamente sul pezzo, con quell'energia di cui lei parla, di cui io mi sento assolutamente coinvolto da questa energia che assolutamente mi prende Ecco. e mi porta a essere sempre così positivo. E si sente dal tono della voce, quindi non mi sbagliavo. Allora, tra ostacoli, difficoltà e imprevisti che fanno sicuramente soffrire, ma fanno crescere, qualcosa accade nella sua vita, perché lei, lo ripeto, è molto giovane, e qualcosa accade quando era adolescente, quella scintilla, no, energetica, quell'insight, e poi lei comincia la sua carriera da semplice venditore. Ce la vuol raccontare un pochino? Ma sì, assolutamente, con piacere gliela racconto subito, ma è una carriera che parte un po' di anni fa. Mi sento ancora meno giovane adesso perché attualmente ne ho 37, quindi parliamo di quasi 19 anni fa, quando più o meno sono partito come commesso di questo negozio di telefonia, e in quel punto vendita iniziavo a vedere che quel mondo mi piaceva un sacco, ma mi vedevo stretto, perché la mia ambizione, e questo lo facevo anche mantenendo un percorso di studi universitario che è l'economia aziendale, che io purtroppo per tempo non sono riuscito a concludere, ma quell'energia positiva che già all'epoca mi pervadeva mi faceva comprendere che ero sì nel posto giusto, ma non con le credenziali giuste, quelle che mi avrebbero consentito di poter fare un percorso di crescita. Quell'ambiente per me era abbastanza stretto e da quel punto Ecco, quali erano le vendita credenziali giuste? Quali erano quelle che lei definisce le credenziali giuste per andare avanti? Quali sono state subito dopo? Beh, sicuramente le skills, quelle che ti aiutano a comprendere qual è la visione che vuoi avere di te nel prossimo futuro. E io in quel momento mi vedevo abbastanza circoscritto in una realtà come quella che è del mio piccolo comune, perché io vendevo in questo negozio di telefonia informatica di un comune della provincia di Foggia che si chiama Ortanova, effettivamente un po' Quindi lei limitante. è proprio il tipico esempio della provincia, insomma, lei viene proprio da un paesino, no? Anche del sud, possiamo dirlo. Assolutamente, è un paesino di 17.000 abitanti, e questo assolutamente mi fa anche pensare che è un po' un luogo comune che dal piccolo paesino non si possa fare assolutamente un percorso di crescita. Il percorso di crescita per me, già dell'imprenditore in sé, parte non dal luogo in cui risiedi, ma parte dalla testa in cui tu mantieni e hai il tuo pensiero, quindi è assolutamente il contrario. E qual è il primo momento in cui lei ha capito che doveva osare e quindi ha fatto quel salto che poi oggi la connota come uno dei top manager, 100 top manager? Il salto lo si fa quando si mettono al centro le persone. Quando metti al centro le persone, inizi ad organizzare attorno a te una squadra di persone che la vedono come te, che hanno la stessa voglia, la stessa determinazione e la stessa energia, perché credo che sia fondamentale anche quello, inizi a comprendere che puoi fare un salto, perché saltare da soli chiaramente lo si può fare, fai un salto che però non fa rumore, visto che siamo in tema di trasmissione. Pensi invece se saltassimo in 200, 300 facciamo sicuramente più rumore, e quell'armonia di quel rumore oggi mi consente di poter guidare un gruppo che a me dà soddisfazione non dal punto di vista economico, perché non ha mai fatto la differenza, anche quando facevo appunto il commesso di questo punto vendita che guadagnavo 50 euro a settimana, ma il rumore più bello lo fai quando decidi di saltare tutti quanti assieme, Ecco, ed e è come una praticamente che sinfonia che ti cosa ha porta fatto? Che a cosa è crescere. successo nella pratica? Nella pratica che cosa è successo? Quando Nella lei ha pratica è cominciato a successo che fondare abbiamo tutti questi iniziato a poli? individuare diversi partner in Italia che potevano in qualche maniera condividere con noi un percorso. Abbiamo iniziato ad affiliare il primo punto vendita, il secondo, fino ad arrivare oggi a gestirne circa 5.000, e quindi a creare una rete commerciale, una delle più grandi del mondo della telefonia e E come si chiama dell'informatica. questa rete della telefonia? Così lo diciamo anche per chi ci ascolta, no? Per chi ci sta ascoltando. Il suo gruppo, io prima ho detto Media Group, sì, Master Group per Master Group, esattezza. sì, Master Group, ecco, e quindi ha creato tanti poli, no? È giusto? Lei ha creato tanti poli Assolutamente, sono tutti diversi. poli diversi, con degli imprenditori a capo che fanno riferimento al nostro gruppo e che sono presenti in quasi tutti i comuni della nostra penisola. Mm. E tutto a beneficio di che cosa? Delle imprese, dei consumatori? Cioè, che tipo di Beh, sì, su innovazione questo tecnologica lei ha messo certo, su? assolutamente sì. Chiaramente il nostro modello di business si regge principalmente su quello che è il risparmio che i consumatori possono ricevere da una consulenza fatta nei nostri punti vendita. È un risparmio, visto che siamo in tema, ho ascoltato qualcosina prima del mio intervento, quindi sui tagli, sul caro bolletta e quant'altro.
sicuramente siamo molto attenti a consentire al consumatore di poter avere una diversificazione dell'offerta, una proposta di offerta anche sui consumi di luce e gas che mettono a confronto le migliori tariffe, così che il nostro potenziale cliente entri nei nostri punti vendita e abbia una comparazione che non è soltanto quella dell'online, ma anche quella del canale fisico di cui noi ci pregiamo di rappresentare. E quindi ha cercato di espandere la rete, la forza della rete, no? Una rete che in Italia non è che sia poi così forte, no? Perché quante volte noi ci lamentiamo, non abbiamo rete, non abbiamo linea, la rete in Italia è debole. Non è questo un po' il problema di noi italiani? Beh, sì, allora sulla rete in realtà ci sono ancora delle zone che si definiscono in digital divide, ma che pian piano con gli investimenti infrastrutturali che si stanno facendo in Italia, non solo per la parte diciamo di tecnologia FTTH, non voglio entrare nel tecnico perché sicuramente i nostri ascoltatori alcuni mi comprenderebbero, altri no, ma si sta lavorando anche per fare in modo che questo divario anche di zone più coperte e meno coperte possa in qualche maniera essere soddisfatto, e a volte anche il nostro punto vendita fisico riesce a suggerire meglio al cliente in quale parte d'Italia vi è una connessione più ampia rispetto a più forte, più garantita rispetto ai competitors. Ecco, a quante famiglie lei, diciamo, dà lavoro? Ci dica un po' qualche numero della sua impresa, perché poi in realtà è un'impresa, no? Fatta tutta da capo, tutta ex novo. E allora, guardi, sui numeri del nostro gruppo in realtà non è solo un'azienda, la Master Group, è una delle aziende presenti che fanno parte del nostro gruppo, perché in realtà la mia è una holding di investimenti che investe appunto in diverse società a responsabilità limitata, e ne abbiamo circa una quindicina di società che partecipiamo con all'organico circa 300 dipendenti, quindi queste sono un po' le dimensioni del nostro gruppo, e investiamo come appunto stavamo raccontando poc'anzi, dalla telefonia all'informatica, piuttosto che nel mondo dell'energia, della luce, del gas, dei servizi annessi alle famiglie, ma anche in altri settori strategici come la sanità, piuttosto che il mondo assicurativo. Abbiamo veramente diverse branche della nostra azienda nelle quali noi interveniamo per in qualche maniera soddisfare le esigenze del mercato. E allora, da piccolo venditore, leggo qui, c'è un contatore sul suo sito, in questo momento io ci sono andata per curiosare un po', da 1 a 4.000 punti vendita senza franchising. Insomma, un bel passo in avanti, un bel salto direi. Beh, diciamo che è un salto che tra l'altro abbiamo anche superato, perché non sono più 4.000, mi ha suggerito di andare ad aggiornare il sito, perché in realtà la nostra rete oggi conta circa 5.000 punti vendita affiliati con una settantina di negozi che sono direttamente di nostra proprietà. Quindi mi ha dato un bel suggerimento di andare subito a modificare quelle che sono le informazioni un po' vecchiotte oramai, perché noi siamo un'azienda abbastanza veloce, quindi cerchiamo in qualche maniera di cavalcare il tempo con quell'energia di cui parlavamo all'inizio di questa bella conversazione, e manteniamo veramente dei ritmi pazzeschi per fare in modo che... Ecco, a proposito, quante ore al giorno lavora Savino? Glielo posso chiedere? Quante ore al giorno lei lavora? Allora, guardi, sulle ore io non le ho mai contate perché non mi sono mai pesate. Di solito si inizia a contare le ore di lavoro quando ti pesano. Quando invece le ore di lavoro passano in maniera veloce significa che non stai lavorando, e io credo che il lavoro vero lo facciano le persone che sono in fabbrica, piuttosto che chi si rompe la schiena per andare a coltivare i campi. Quindi il nostro lavoro, che è più mentale, non lo ritengo, sì, è assolutamente un lavoro a tutti gli effetti, ma non la ritengo una fatica, e quindi molto spesso mi capita di non guardare l'orologio e di andare anche oltre quelle che sono le 10 ore, 11 ore, 12 ore, ma senza alcuna fatica, perché io sono anche uno dei fautori del benessere mentale che l'imprenditore deve avere per poter condurre la propria azienda. Quindi ritengo che il riposo sia fondamentale, ma che quando sei riposato e hai la mente lucida, calma, rilassata, e riesci a gestire il carico di stress, il tempo per il quale lavori non fa la differenza. E l'altra cosa che credo che sia veramente alla base è più che altro non la quantità del tempo che come imprenditore devi gestire, ma la qualità del tempo che ti devi trovare a gestire. Poi resta anche il fatto che non è solo questione perché molto spesso si confonde la figura dell'imprenditore come quella persona che lavora o tantissimo o pochissimo. Io non sono né per uno stereotipo né per l'altro, bisogna chiaramente calarsi in quella che è la realtà
che ti circonda e comprendere effettivamente qual è la figura giusta, qual è il taglio giusto che vuoi dare a te o alla tua azienda, e quando è necessario lavorare anche 14 ore al giorno, e invece ci possono essere giornate in cui il tuo fisico ti dice che devi un po' rallentare e magari ne lavori soltanto 4 piuttosto che 8, quindi non ne faccio mai una questione di tempo. Non fa mai una questione di tempo, quindi fa una questione di energia, mi pare di capire. Lei incarna quindi un sogno, il sogno che tanti giovani, no, vorrebbero realizzare, quello di diventare un imprenditore. E ho visto nel suo curriculum, lo seguo un po' sui social, che lei spesso va anche chiamato da professori universitari, quindi va non a fare lezioni, ma a colloquiare con i giovani della Sapienza, delle varie università italiane, per esempio. Io dico la Sapienza perché l'ho vista in opera lì. Ecco, come rispondono i giovani? Qual è la domanda che più frequentemente le fanno? E lei, che è anche molto giovane, ai giovani più giovani di lei, cosa percepisce quando li incontra? Cosa chiedono? Cosa vogliono? Cosa gli manca a questi giovani? Allora, guardi, innanzitutto credo che il primo dubbio che cerco di risolvere ai giovani è quello di pensare che fare l'imprenditore significa necessariamente essere ricchi, perché molto spesso si punta e si mira a fare l'imprenditore perché si considera l'imprenditore come una persona di successo che in qualche maniera ce l'ha fatta e che in qualche maniera ha più soldi rispetto ad un terzo. E questo già è il primo elemento super sbagliato, che deve essere portato e azzerato da subito nelle convinzioni dei nostri giovani, perché in realtà non è così. L'imprenditore è un mestiere difficile, non solo è difficile, ma nella vita ci si può realizzare anche senza necessariamente fare l'imprenditore, perché non è necessariamente l'imprenditore la persona di successo alla quale poter puntare, ma è un'attitudine, è piuttosto una visione nella quale si vuole scegliere di poterci vivere. E io credo che più che un'attitudine della persona stessa sia anche una mission che si deve svolgere. Per esempio nel mio caso io sono molto felice quando vedo che le mie idee prendono gamba su diverse persone che in qualche maniera offriamo opportunità di lavoro, quindi, e questo è il primo passo. Cosa manca? Ecco, hanno paura i ragazzi di mettersi in gioco oggi? Beh, la gran parte dei ragazzi che incontro sì, ma perché arrivano da una mentalità che in qualche maniera è dettata dalla cultura italiana, che è quella del posto fisso, quindi su questo sì. Il famoso anche in questo posto fisso, no? Che risolve i problemi di papà e mamma anche. Correttissimo, perché è una sicurezza piuttosto per i propri genitori quella di puntare, ma io sono l'esempio vivente, avevo sia mia madre che mio padre, tutte e due, uno operaio, l'altra casalinga e venditrice, ma entrambi diciamo con una considerazione dell'imprenditoria molto lontana dai propri stereotipi, per cui non è stato facile nemmeno uscire fuori da quegli schemi, ma come le dicevo poc'anzi, è molto bello invece credere in se stessi e credere che bisogna avere nella vita solo un piano, che io definisco il piano A, perché se hai già un piano B significa che sei sicuro che il piano A potrebbe non funzionare, invece devi far funzionare le cose già benissimo nel piano A. E ai giovani oggi manca più che altro la possibilità di potersi immergere in quelle che sono le consapevolezze di un'impresa e magari frequentare un po' più le imprese oltre che le aule universitarie, che per l'amor del cielo sono fondamentali per la formazione, ma che molto spesso, in alcuni istituti che chiaramente le ha citato invece lo fanno già, ma che molto spesso trascurano quella che è l'attività di un imprenditore e portare questi futuri manager o futuri imprenditori nelle aziende e vivere l'azienda in maniera differente, quindi dal punto di vista di colui che gestisce e che non necessariamente è libero, perché essere liberi finanziariamente non significa essere liberi dal lavoro, e quindi anche su questo c'è molta confusione. Savino, la devo interrompere perché il tempo corre, sento molta energia, un flusso molto forte, però qualche minuto ancora ce lo abbiamo e ho ancora tante cose da chiederle. Di cosa hanno bisogno i giovani? Lei ce lo ha detto, secondo lei, e le chiedo di cosa hanno bisogno i consumatori. Noi abbiamo il cuore dalla parte delle imprese in questa trasmissione, in questa radio, dalla parte delle imprese e dalla parte dei consumatori. Oggi i consumatori, che sono quelli più vessati, lei ha messo su una rete anche soprattutto per i consumatori, no? Mi pare di capire di cosa hanno bisogno oggi. I consumatori hanno bisogno di essere informati e capisco che in maniera autonoma è difficile informarsi, e quindi non a caso è
vi è presente una rete di consulenti che sono appunto in quasi tutti i comuni d'Italia, che in qualche maniera devono spingere i consumatori verso una consapevolezza di scelta che in qualche maniera gli consente, anche con tutti i vari rincari, di poter individuare l'operatore giusto, il fornitore giusto, e fare in modo che quella tariffa in qualche maniera vada ad impattare su un risparmio del conto economico della famiglia, che possa fare in qualche maniera, non dico la differenza, ma consentire ai consumatori, ai quali anch'io ho a cuore quelli che sono poi i conti economici, perché come le dicevo poc'anzi arrivo da una famiglia umilissima, quindi nella quale abbiamo sempre vissuto con l'attenzione a quelli che sono i costi. Quell'attenzione portata in maniera anche sociale su una rete distributiva così ampia consente agli stessi di poter in qualche maniera essere agevolati e magari permettersi anche quella pizza in più il sabato sera. Ecco, ultima cosa, importante, un nostro punto fermo, l'ho detto, l'ho rilanciato anche prima al senatore Centinaio, ce lo dice sempre, ce lo spiega sempre un grande economista qui presente, Marcello Gualtieri, columnist in Italia Oggi. Il modello produttivo delle piccole e medie imprese e delle microimprese italiane è ormai datato, obsoleto, vecchio, e noi dobbiamo cavalcare qualcosa che è vecchio? No, dobbiamo aggiornarci e quindi dobbiamo far sì che ci sia nuova linfa e nel paese ci deve essere un vero mercato borsistico, dice Gualtieri, e noi accordiamo su questo per consentire alle imprese di anche reperire quei capitali di lungo periodo che le piccole imprese non possono avere per crescere, aggiornare la propria governance. E poi c'è un altro punto, parliamo di energia e concludiamo con lei così: l'Italia, lo sappiamo tutti ormai, e deve affrancarsi da quella dipendenza energetica, no? Qualunque sia la combinazione, qualunque sia la sostanza, però l'obiettivo deve essere comune, deve essere questo. Quindi dobbiamo affrancarci dalla dipendenza dell'Italia dai mercati esteri per far sì che noi siamo più forti. Ecco, primo punto, allora, piccole e medie imprese soffrono, lei è d'accordo, come fare, se ha un'altra ricetta, e poi questione energetica dell'Italia, dipendenza economica. Prego. Allora, come primo punto sono d'accordo in un sistema evolutivo della piccola e media impresa, che lei saprà benissimo che in Italia rappresenta circa il 94% dell'economia italiana, quindi sono piccoli imprenditori che guidano il nostro paese dal punto di vista imprenditoriale e commerciale. E purtroppo sui piccoli imprenditori c'è una difficoltà pazzesca, che sono immersi dal proprio lavoro, utilizzano poco la delega, quindi il tempo a disposizione non c'è, sono nella gran parte, ma l'ho vissuto sulla mia pelle, proprio per questo lo riesco oggi a raccontare, sono molto dei one man show, per cui con difficoltà si riesce poi a delegare, anzi si ha paura a delegare, e sulla paura di delegare ci sarebbe da fare un'altra trasmissione, quindi sarò molto breve anche sul punto. Secondo punto, dipendenza economica dell'energia, e poi devo chiudere. Sulla dipendenza economica dell'energia si è iniziato a fare bene in passato con la contribuzione, e anche il PNRR ci ha messo il carico da 90 sui contributi per essere un po' più autonomi dal punto di vista anche dei sistemi alternativi alla dipendenza dalla Russia piuttosto che da altri paesi da cui noi compriamo, e credo che per poter staccarci sempre maggiormente da quella che è la dipendenza di energia è necessario continuare ad investire e fare in modo che lo Stato investa nel lungo periodo, incentivando quelli che sono poi i parchi fotovoltaici piuttosto che gli impianti fotovoltaici e eolici per la produzione di energia alternativa, e questo credo sia un incentivo senza deturpare poi il territorio, perché ci sono degli obbrobri che anche a me non piace vedere, ma per essere autonomi bisogna lavorare più verso l'agrivoltaico e sull'agrivoltaico investire i soldi necessari per fare in modo che effettivamente possiamo pian piano distaccarci e essere autonomi, e la conseguenza di questa autonomia, ecco perché è da guardare sul lungo periodo, è sicuramente un risparmio importante su quelli che sono i costi anche dei nostri consumatori, quindi si investe oggi per migliorare è una cosa. il futuro. Prego. E allora dobbiamo no, chiudere, questa sul risparmio, guardi, penso che ci siamo davvero tutti, è una cosa che piace molto a tutti noi e a tutti i nostri ascoltatori che in questo momento stanno scrivendo. E allora 16:55 sono andata oltre sulle note dell'energia, e quanta energia dobbiamo ancora metterci tutti noi per andare sempre meglio e per affrontare e per avere i migliori anni della nostra vita. Savina Novelli, io la ringrazio davvero, le auguro buon Natale, buone feste, e la richiamerò presto per far sì che possiamo colloquiare ancora e che lei possa aggiornarci su tutti i temi dell'energia che tanto ci stanno a cuore. Grazie. Sarà un piacere colloquiare ancora con lei, grazie a tutti, a prestissimo.
A presto. E allora c'è Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, che ci sta aspettando, siamo in grande ritardo. Prego Natalia di chiamarla. Intanto, se vogliamo ascoltare una nota mentre Natalia ci mette in linea con Irene, della canzone splendida di Renato Zero. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come cugini dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai. È vero, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. A te la linea, Eccoci Alessandra. di nuovo, grazie Natalia, tutta energia, abbiamo pochi minuti ma ci tengo molto, tutta l'energia che dobbiamo metterci tutti uniti, tutti insieme per firmare la proposta di legge Zuncheddu e gli altri. Irene Testa, ben ritrovata, tesoriera del Partito Radicale e impegnatissima per le firme di questa proposta di legge importantissima. Grazie Alessandra, buonasera a te e agli ascoltatori. Siamo Buonasera, come dire, cara Irene. nelle ultime fasi ormai della raccolta, perché il 31 dicembre si chiude questa raccolta firme, per cui abbiamo una decina di giorni ancora per poter raccogliere e raggiungere il numero sufficiente di firme che ci consenta di depositare questa proposta. Per cui diciamo che io approfitto di questo spazio per chiedere ai consiglieri comunali, regionali o gli avvocati che possono certificare le firme di raccogliere in tutti i moduli. I comuni hanno i moduli, per cui insomma basta invitare anche le persone che si conoscono ad andare a firmare nei comuni e magari in questo modo si riesce a fare prima, diciamo. È importante perché questa, come abbiamo detto anche altre volte, è una legge che non riguarda solo Beniamino Zuncheddu, ma che riguarda tutti coloro che sono stati vittime di un sistema giustizia che non ha funzionato, che sono state assolte e poi si sono ritrovate a dover fare i conti, come dire, a sopravvivere, no? E purtroppo sappiamo che molte persone non hanno neanche i mezzi per poterlo fare, sono magari a volte costrette ad andare alla Caritas per poter tirare avanti, e questo riteniamo che non è giusto, anche perché parliamo di vittime di un sistema che non ha funzionato e che in qualche modo ha rubato persino la vita, nel caso di Beniamino, con 33 anni di carcere, no? E quindi quella che sta vivendo oggi continua ad essere non una libertà piena, perché è vero che è uscito dal carcere, ma non ha un centesimo in tasca ed è costretto a chiedere alla sorella di poterlo aiutare, di dargli i soldini per comprare qualunque cosa, anche le sigarette. Quindi noi riteniamo che, ricordiamolo, sì, una provvisionale economica immediata alle vittime di giustizia ingiusta, no? È questo, diciamo, tecnicamente quello che voi andate a chiedere, che è una cosa fondamentale. Ecco, abbiamo pochi minuti, Irene. Quanto manca esattamente alla raccolta firme? Dici le cose proprio tecniche, i tempi tecnici e come si svolgerà il tutto. Mancano poche migliaia di firme, ma il punto è che... Ecco. Sì, manca poco, però le firme vanno anche certificate, per cui abbiamo molte difficoltà con i comuni che devono rilasciarci, diciamo, in tempi stretti tutti i certificati elettorali, perché la raccolta delle firme tecnicamente è abbastanza complessa. Non solo le firme vanno raccolte con gli autenticatori, ma poi i comuni devono certificare. Siccome a volte molte firme vengono prese nei moduli miste, no? Ti faccio un esempio, noi abbiamo raccolto in molte sagre, quindi non è che hanno firmato solo i residenti di quel comune, ma hanno firmato persone di altre parti, per cui un comune
comune si deve assumere, visto che loro hanno la banca dati per poter prendere anche il numero del certificato elettorale, si deve assumere la briga di certificare tutti i sottoscrittori. Molti comuni questo non lo fanno e altri comuni invece ci stanno dando una grande disponibilità, per cui diciamo che se corriamo il rischio di non riuscire a depositare proprio per la lentezza dei comuni e per il fatto che ci sono è sempre il problema, sempre per la lentezza della burocrazia, sempre per la macchinosità, no? Mi pare di capire, sempre quello. Esatto, ma noi però esatto. ce la mettiamo tutta energia, dobbiamo andare, perché se vogliamo davvero avere i migliori anni della nostra vita, Irene, c'è questa musica di Renato Zero che ho scelto oggi di sottofondo, dobbiamo lottare tutti quanti uniti trasversalmente per una giustizia giusta. Certo. Questo è il mio appello che faccio, che estendo a tutti. Io ti ringrazio, Irene, sono le 17:01, purtroppo i tempi qui corrono sulle note dell'energia, ma ci riaggiorniamo prestissimo con te sempre, anche per poco, ma ci dai il termometro. Grazie a tutti cari amici, grazie Irene, grazie a tutte cari amiche e amici di Radio Libertà, Pop Economia e Rumore, vi do appuntamento a martedì prossimo per gli auguri di Natale. Ciao, a martedì! Avete ascoltato Pop Economia.